buonasera ai telespettatori di Shooting. Siamo nella Capitaneria di Porto di Porto Empedocle per la nostra seconda puntata e questa volta intervisteremo il capitano di fregata Gennaro Fusco, comandante della Capitaneria di Porto Empedocle. L'idea di venire qui è abbastanza chiara, abbastanza semplice da comprendere. Vogliamo semplicemente approfondire il ruolo della Capitaneria per il salvataggio, per la tutela della costa, ma anche comprendere le potenzialità del porto di Porto Empedocle e dell'area industriale. Comandante, da quanto tempo lei si trova qui? Allora, io ho assunto l'incarico, innanzitutto buonasera a tutti gli spettatori e ringrazio lei per l'invito a partecipare a questa trasmissione, che reputo una trasmissione importante proprio perché parla del territorio e noi ci sentiamo parte del territorio e cerchiamo di lavorare per questo territorio così bello e pieno di prospettive. Io sono qui da 15 di settembre scorso e quindi più o meno sono 2 mesi intensissimi in cui abbiamo cercato già di mettere a frutto quelle che sono le potenzialità di questo territorio, di questo porto. Sono contento di essere qui, per me è una grande opportunità dal punto di vista lavorativo e ritengo che mettere a disposizione del territorio le mie professionalità possa essere, diciamo, un valore aggiunto, spero che lo sia, per poter dare la possibilità a questo porto di avere uno sviluppo e lo sviluppo che si merita. Ovviamente noi approfondiremo durante il corso di questa trasmissione tutte le tematiche che interessano l'economia, che interessano anche lo sviluppo sociale e culturale del territorio. Ci insegna Camilleri, ma anche lo stesso Pirandello, che la città di Porto Empedocle ha sempre avuto, nasce come porto e ha sempre avuto chiaramente la sua società imperniata da questa cultura marinara. Però io la prima cosa che voglio chiederle è il ruolo che la Capitaneria ha nella sicurezza delle nostre coste, ma anche della navigazione. Ecco, quali sono stati gli ultimi risultati proprio in questo campo ottenuto dai vostri uomini? Allora, le ringrazio per questa domanda che è centrale per noi. Noi svolgiamo principalmente un'attività legata alla ricerca e al salvataggio, richiamo qui l'importanza del 1530, proprio perché è un numero che deve essere sempre ricordato per chi si trova in difficoltà a mare. Noi come il Comando Generale ci ha imposto, abbiamo un'attività intensissima già in fase preparatoria del periodo estivo che riguarda appunto la prevenzione, quindi noi attraverso tutta un'attività anche presso gli stabilimenti balneari, anche attraverso, diciamo, attività presso le scuole, cerchiamo di informare e formare coloro i quali poi dovranno fruire del bene mare. E le attività che noi facciamo sono tantissime, ci vedono impegnate attraverso i nostri pattugliamenti lungo la costa, attraverso le attività che facciamo sia con pattuglie a terra, attraverso questo programma che si chiama appunto Spiagge Sicure, Mare Sicuro. Noi riusciamo a avere una capillarità a livello di tutta la costa agrigentina e nel corso dell'anno 2018 abbiamo raggiunto dei risultati eccellenti. Io reputo eccellente il risultato relativamente al numero delle persone che sono state salvate in questa attività. Sono stati registrati 20 soccorsi in mare, soprattutto nella zona della Scala dei Turchi, con 25 persone salvate. Parliamo dei diportisti in generale. Un numero enormemente più basso rispetto all'anno precedente, io lo reputo un dato oggettivamente positivo perché vuol dire che c'è stata maggiore prevenzione, quindi le persone erano più informate al fine di evitare eventuali pericoli e rischi. Attività che hanno riguardato ovviamente un pattugliamento, controlli alle imbarcazioni che hanno consentito appunto di controllare qualcosa come 1 migliaio di imbarcazioni. Sono state ovviamente, diciamo, riscontrate delle irregolarità che sono state regolarmente sanzionate. Noi riteniamo che la nostra attività abbia un maggiore risultato quando i risultati, diciamo, come dire, le infrazioni amministrative elevate sono inferiori, perché vuol dire che riscontriamo dal punto di vista del soggetto, il diportista che la mattina va a mare rispetta quelle che sono le norme basilari della sicurezza della navigazione, e quello è quello che noi auguriamo che avvenga sempre.
E sul fronte invece che riguarda i migranti, ovviamente il fenomeno è ridotto rispetto agli anni passati. Anche su questo tema la Guardia Costiera di Porto Empedocle, che poi mi sembra che la Capitaneria sia anche la Capitaneria di cui dipende quella di Lampedusa. Sì, per quanto riguarda il fronte, diciamo, immigrazione, la Capitaneria di Porto Empedocle, in quanto compartimento ove è inserita appunto l'ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, sovrintende alcune attività che sono più che altro, diciamo, di tipo amministrativo. La fondamentali attività che riguardano appunto il soccorso vengono effettuate da una squadriglia specifica, la 7ª squadriglia, che si trova lì a Lampedusa, che è sotto il coordinamento di Palermo e di Roma. Questo significa che abbiamo degli equipaggi che sono prettamente dedicati al salvataggio dei migranti, i quali ovviamente purtroppo in condizioni di estreme difficoltà devono imbarcarsi in questi mezzi che sono assolutamente non idonei alla navigazione per tanti motivi, e noi nel momento in cui effettivamente sorge l'esigenza del salvataggio interveniamo all'interno delle acque territoriali per poter salvare questi malcapitati. Ripeto, c'è un cambiamento legato chiaramente alla creazione della nuova zona di salvataggio, quindi il Search and Rescue cosiddetta della Libia, che ha comunque dato delle competenze anche al governo libico, e di conseguenza fa sì che noi abbiamo un'attività inferiore. Questo ha ridotto enormemente il numero degli sbarchi dei clandestini, risultato, diciamo, positivo. È chiaro che ci sono dei fenomeni alternativi che comunque sono sempre sotto la nostra attenzione, il nostro controllo, unitamente a coloro i quali che sono principalmente in linea per questa attività, vale a dire Guardia di Finanza, così come la Polizia. Immagino che ci sia un coordinamento fra tutte le forze che operano in mare, assolutamente soprattutto con la Guardia sì. di Finanza. Sì, assolutamente sì, è un coordinamento che avviene attraverso, diciamo, sia i comandi di Palermo che e quello di Roma per noi, che devono sovrintendere queste attività qualora ovviamente ce ne fosse la necessità. Noi abbiamo effettivamente lì su Lampedusa un'attività che continua di monitoraggio, ovviamente, diciamo, siamo sempre vicini alla Capitaneria di Porto di Lampedusa per quanto riguarda qualsiasi esigenza connesse al salvataggio dei migranti. Lei, abbiamo detto che da settembre ormai è a Porto Empedocle. Come reputa Porto Empedocle come porto? Ha una sua importanza strategica, le aree che ha trovato diciamo esterne e interne, il demanio regionale mi pare che sia, ma anche il demanio dello Stato, ci sono tutti e due forse? Sì. Allora, per quanto riguarda le prospettive, oserei dire, diciamo, del porto, io ho notato una enorme potenzialità di questo porto, che si trova, diciamo, adesso in una posizione centrale rispetto a una serie di flussi diciamo, di commercio. Quindi l'idea che noi diciamo, che come Capitania intendiamo è quella di essere un trade union tra quelle che sono gli attuali operatori portuali che già operano quindi sul territorio e diciamo, chi poi sono i nuovi attori del porto, ovvero l'autorità di sistema portuale. Dall'anno scorso, da ottobre dell'anno scorso, l'autorità di sistema è diventata anche diciamo, tenutaria del bene demaniale Porto Empedocle. Quindi tutto quello che riguarda le attività demaniali del porto e delle aree vicine sono intimamente connesse con l'autorità di sistema in un network più, per così dire, più complesso, più articolato, ma che dovrebbe avere i suoi ritorni positivi in termini di diciamo, progettualità per il porto di Porto Empedocle, inversione turistica o croceristica e anche per lo sviluppo di nuove attività che saranno ovviamente sotto l'egida dell'autorità. Noi come Capitania di Porto però facciamo e abbiamo intenzione di fare un'attività positiva, propositiva, cercando di essere al fianco dell'autorità di sistema non soltanto come semplici spettatori, ma come attori, dando una, se così si vuol dire, una mano
decisa in questo passaggio, perché ovviamente mi sono reso conto quando sono venuto qui che c'è stato un attimo, diciamo, di fermo dal punto di vista delle attività amministrative, questo dovuto a un fisiologico passaggio delle, tra virgolette, consegne tra l'autorità marittima e quella portuale. Oggi la speranza nostra è che a fine anno si instauri all'interno del porto un ufficio territoriale dell'autorità di sistema, che ci consente di avere un rapporto quotidiano con chi poi deve gestire le attività e avere qui una serie di progetti che potranno essere immediatamente esecutivi. Ho personalmente partecipato a un comitato di gestione dove ho potuto toccare con mano quelle che sono poi le idee dell'autorità di sistema, ovvero di far sì che il porto di Porto Empedocle si sviluppi, che abbia un suo futuro dal punto di vista sia commerciale come polo commerciale, sia dal punto di vista crocieristico. La speranza è che si riducano i tempi e quelli che sono poi i gap fisiologici dal punto di vista amministrativo per far sì che il porto sia veramente un volano di sviluppo e che dia lavoro a tante persone che ovviamente in questo territorio ne hanno bisogno. Ovviamente di crocieristica è un settore strategico perché noi ci troviamo a metà tra la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, che sono due località che in Sicilia ormai sono il simbolo stesso del patrimonio ambientale e dei beni culturali archeologici che noi abbiamo nella nostra Sicilia. Proprio per questa ragione viene da chiedersi la situazione del dragaggio del porto a che punto è, perché le grandi navi da crociera avevano questo limite che non potevano entrare nel nostro porto. Adesso il dragaggio, abbiamo delle novità che riguarda il dragaggio del porto? Per quanto riguarda il dragaggio, rientra tra i progetti futuri dell'autorità di sistema, quindi ci sarà, si spera a breve, entro l'anno prossimo, il progetto per il dragaggio, quindi la messa diciamo, a norma di tutte le aree. Ovviamente passerà prima a un vaglio di una caratterizzazione dei sedimenti che comunque possiamo già dire in anticipo che sono sedimenti assolutamente di ottima qualità, quindi possibilmente utilizzabili per il ripascimento delle coste qualora ve ne fosse bisogno, e questo porterà al passaggio da un pescaggio attuale sui 7,5 metri, 8 metri in alcuni punti, ai 10 metri. Me lo auspico perché intorno ai 10 metri c'è quasi il 75-80% delle navi da crociera che operano nell'ambito del bacino del Mediterraneo, quindi questo significherebbe effettivamente avere la possibilità di far entrare nel porto di Porto Empedocle, quindi la vera porta di accesso alla Valle dei Templi, a quelle che sono queste realtà culturali che ci invidia tutto il mondo, direttamente a portata di mano. Ottima sarebbe risolvere la questione del dragaggio, però a proposito di studi per quanto riguarda i sedimenti del fondale del porto di Porto Empedocle, sono degli studi che già erano stati fatti per il semplice motivo che esiste un progetto di allargamento e di ristrutturazione del porto di Porto Empedocle legato al famosissimo progetto del rigassificatore di Porto Empedocle. Rigassificatore di Porto Empedocle che vede occupare ancora un'importantissima area, tra virgolette, industriale, il riempimento a mare che è stato fatto oltre 20 anni fa. A questo punto nasce il dubbio ai nostri telespettatori, come a me, penso un po' a tutti, il dubbio di sapere qual è l'attuale situazione giuridica di quell'area in questo momento. Allora, per quanto riguarda l'area, come è possibile sapere, l'area è in concessione alla concessionaria che sarebbe Nuove Energie, il quale ha richiesto tempo addietro la possibilità di avere quest'area in concessione per poter costruire il rigassificatore. Dal punto di vista normativo e di autorizzazioni, diciamo, sono già state definite tutte i vari step, quindi diciamo, eravamo in una fase assolutamente, diciamo, di progetto esecutivo. Progetto che però si è fermato per motivi assolutamente di tipo commerciale. I nostri interlocutori, cioè coloro i quali erano tenuti a mettere in atto alcune iniziative per la
costruzioni di fatto ci hanno informato in via informale, ma poi ovviamente lo sarà formalmente, che il progetto è in una fase, diciamo, di fermo, tra virgolette, per motivi economici. Questo non significa che, che l'area sarà in qualche modo non utilizzata. Sicuramente l'autorità di sistema e assieme all'autorità di sistema potrebbe essere intenzionata a rivalutare il progetto in un altro modo, sempre però su quello che dovrebbe essere, diciamo, il futuro, perché come ben sapete i rigassificatori, così come le nuove energie, sono il futuro in tutto il mondo, e quindi avere la possibilità qui a Porto Empedocle di avere qualcosa che dal punto di vista ambientale è sicuramente positivo e non così impattante come altri progetti, potrebbe dare la possibilità anche in quel caso di nuovo sviluppo dal punto di vista diciamo, delle attività portuali. Comandante, quello che lei dice in poche parole è che il progetto rigassificatore ad oggi non è tramontato del tutto, siamo in una fase di stand-by, però questo progetto di fatto aspetta l'ok definitivo di quella macroeconomia che gestisce il Paese e forse l'Europa. A questo punto, scusatemi l'oggettività del discorso, però mi sembra chiaro che in un momento in cui in Italia si parla legittimamente di dare un reddito, si parla anche di reddito di cittadinanza, non si può fare che appello alle autorità politiche, ma anche a quelle locali. Noi abbiamo una deputazione regionale, abbiamo una deputazione nazionale. L'appello che si deve fare è quello che si sbrighino a decidere cosa si deve fare di quest'area portuale. Non posso anche non pensare all'attuale amministrazione comunale di Porto Empedocle, perché è chiaro che se in quell'area deve sorgere il rigassificatore, le autorizzazioni ci sono tutte, il progetto era di 600-800 milioni, se ormai l'ok c'è autorizzativo, per carità ci sono stati anche dei ricorsi degli ambientalisti, di associazioni che si occupavano di turismo, ma ormai questo step è stato finito. Adesso è chiaro, o si fa questo, o il Ministero dell'Economia e il Mise, insieme ai grandi attori del Paese, decidano cosa fare di Porto Empedocle, quantomeno come progetti, perché l'attuale situazione economica della provincia di Agrigento, come del resto della Sicilia, è abbastanza disastrata. È chiaro che l'impressione che io ho da giornalista è quella di trovare un perfetto servitore dello Stato, un buon comandante della Capitaneria, ma queste sono decisioni che vengono prese da sopra. E allora la speranza è, caro comandante, che queste decisioni vengano prese a breve termine, perché da anni ormai quest'area è bloccata ed è un grande danno per una società che sta vedendo le proprie città desertificate dalla emigrazione dei propri giovani. E secondo me, per le nostre realtà, le immigrazioni forse è anche un problema maggiore dell'immigrazione. Indubbiamente la speranza di tutti è che quelli che sono dei progetti, ce ne sono tanti progetti che, tra virgolette, incompiuti, abbiano una strada, abbiano una via preferenziale per poter dare appunto la possibilità a coloro i quali, i giovani che vivono qui nel territorio, di poter appunto avere un lavoro che gli dia una speranza per il futuro. È quello che mi auguro. Ripeto, da quando sono qui ho notato tantissime potenzialità, tantissime possibilità dal punto di vista di progetti da poter mettere diciamo, sul tavolo. La speranza è che non rimangano sul tavolo, ma che siano effettivamente dei progetti che abbiano un inizio e una fine. Fra l'altro è un altro grande progetto che da anni è presente nel porto di Porto Empedocle, è quello della cainite, proposto dalle Italcali. Anche di questo lei ha delle novità o ha già sentito qualcosa? Per quanto riguarda questo, in realtà diciamo, so che anche lì c'è stata una fase progettuale che ha avuto un inizio e una fine, che purtroppo per motivi legati in questo caso sì a problematiche di tipo ambientaliste c'è stato purtroppo un fermo, in questo caso devo dire definitivo. Probabilmente si potrà ragionare nuovamente sulla questione, probabilmente rimettendo al
al tavolo i soggetti interessati, ovviamente diciamo, la società che se ne è occupata, che ha in effetti ci ha spiegato in un incontro avuto recentemente delle enormi potenzialità dal punto di vista diciamo, economico che potrebbe avere questo progetto. La speranza potrebbe essere anche questa di modificare il progetto in una forma meno impattante dal punto di vista ambientale e dare la possibilità effettivamente di trovare una soluzione che vada a contemperare tutte le esigenze. Questa è una speranza. Spero che chi ha portato avanti questo progetto non si veda vanificati i tanti sforzi fatti anche dal punto di vista economico, che in effetti avevano dato dei risultati certamente eccellenti. Purtroppo la spinta ambientalista, tra virgolette, dovuta anche all'area dove doveva essere edificato questa industria, probabilmente diciamo, in questo momento ha avuto la forza di dire no a un progetto di questo tipo. Comandante, abbiamo parlato di rigassificatore, ma allora il protocollo fra il Ministero, Enel, perché il proprietario di Nuove Energie è Enel, il Comune di Porto Empedocle, è ancora attivo? Assolutamente sì, è una delle cose di cui mi sono reso conto e l'ho detto anche nel corso di alcuni tavoli che abbiamo intrattenuto proprio per risolvere determinate problematiche collegate al territorio, è quello che questo protocollo, questa diciamo, intesa che è stata firmata tra i diversi diciamo, dicasteri, di fatto è operativo, quindi i lavori per il rigassificatore sono iniziati anche se si sono fermati, ma quelle che sono le opere, le misure di compensazione possono essere diciamo, attivate e attivabili. La nostra idea, insieme diciamo, d'accordo anche con il Comune, è quella secondo noi di poter sensibilizzare coloro i quali hanno in qualche modo fermato il tempo in relazione a una determinata area, dicendo appunto che quell'area doveva essere destinata a delle attività, ma per fare quelle attività loro hanno acconsentito a una serie di progetti. Quindi se il progetto di fatto si è fermato, gli altri progetti, le cosiddette misure di compensazione, secondo me sono assolutamente operative e potrebbero essere messe come compensazione appunto per il territorio, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista diciamo, ambientalista, e avere la possibilità di fare tra virgolette delle opere positive per il territorio. Quindi secondo questa versione il Museo del Mare della Torre di Carlo V, o comunque le compensazioni di 800.000 euro previste per la Torre di Carlo V possono essere erogate. Secondo quello che è scritto nella progettazione potrebbero essere erogate, poi saranno coloro i quali, quindi il Comune di Porto Empedocle o i vari altri attori, quindi la Regione, potranno sicuramente far valere il loro diritto a fronte di un progetto che sembrerebbe diciamo, essere stato ripreso dall'attuale Comune, quindi diciamo, auspichiamo per il bene della città di far diventare la Torre Carlo V, che è un riferimento, è un po' il simbolo, no? della città di Porto Empedocle, farla diventare un polo attrattivo dal punto di vista della cultura, la cultura del mare, un polo espositivo che sarebbe diciamo, da parte nostra come Guardia Costiera ci vedrebbe sicuramente in prima fila. Capito. Per quanto riguarda invece gli stabilimenti balneari, il controllo che voi fate ogni anno, diciamo che la vostra competenza va fino al Dalicata a Sciacca, diciamo tutta la provincia, come Porto Empedocle, anche se ci sono delle cose locali, delle capitanerie locali. Sì, allora spiego un attimo come funziona il territorio di Porto Empedocle, che dal punto di vista della Capitania di Porto può essere equiparabile diciamo, a un capoluogo effettivamente del mare, è molto vasto, lo possiamo collegare su un territorio di quasi 120 km di costa, dove vede appunto da un lato Sciacca come ufficio circondariale marittimo, dall'altro lato abbiamo Licata che è un ulteriore ufficio circondariale.
Poi abbiamo l'estensione anche sulle isole, in questo caso di Lampedusa e di Linosa, quindi un territorio vastissimo, e proprio per far fronte a quelle che sono le esigenze del territorio noi facciamo un'attività che è capillare. I nostri, diciamo, comandanti che continuamente, diciamo, sentiamo e supportiamo sono con i validissimi collaboratori sul territorio per effettuare diciamo, un'attività meritoria che è quella, ripeto, di prevenzione all'interno degli stabilimenti. Vengono fatti degli incontri con i proprietari degli stabilimenti balneari per informare, educare, vedere quali sono le esigenze diciamo, particolari, anche per eventuale informazione sulle nuove normative che riguardano il settore, e soprattutto viene fatto una sorta di pre-controllo, viene dato loro una sorta di questionario che loro devono compilare, quindi sanno bene che cosa verrà fatto nel momento del controllo effettivo. Quindi quello che noi normalmente ci auguriamo è che quando vengono fatti i controlli e che poi nel corso della stagione balneare rispettino sempre quelli che sono i requisiti, che sono requisiti fondamentali perché sono a tutela dei fruitori del mare, che può essere il bagnante, quindi ci vuole, per così dire, il bagnino, la torre, il pattino che sia per esso, con una serie di requisiti, con l'importanza che ognuno di essi ha, perché ovviamente dietro ad ogni stabilimento c'è un lavoro, quindi noi comprendiamo assolutamente, ci sono degli sforzi economici, e quindi noi riteniamo fondamentale che ci sia uno stretto collegamento tra chi poi deve essere controllato e deve sapere quello che verrà appunto controllato, quindi si cerca di educare per prevenire, e l'obiettivo è che quando poi al momento del controllo avviene in maniera serena, perché chi sa di essere controllato sa cosa verrà chiesto e sa effettivamente cosa rispondere a quelle che sono le nostre domande, e di solito i risultati sono positivi. È chiaro che, come dire, nel corso dei controlli può capitare qualcuno che ha bisogno, diciamo, di ricordare, come dire, alcuni aspetti che non ha ben capito. Un territorio vasto, con tante problematiche, e tra queste ovviamente anche quelle ambientali, dove spesso l'inquinamento la fa da padrona, nonostante la gran parte delle nostre coste siano veramente belle e ammirate dai turisti che vengono ogni anno. Comandante, quali sono le vostre azioni in questo momento per contrastare il fenomeno anche magari dell'abusivismo di chi butta i rifiuti e di chi fa dei guai, per esempio gli olefici? Allora, per quanto riguarda questo aspetto sono contento di questa domanda, perché la Capitaneria di Porto Empedocle, sotto l'egida della Procura di Agrigento, ma anche quella di Sciacca, svolge un'attività, devo dire, capillare, un'attività che va dal controllo sul territorio per quello che purtroppo, devo dire, è un malcostume dello sversamento, in questo caso di acque di vegetazione agronomica, cioè i residui della lavorazione degli olefici, in determinate zone, in torrenti, fiumi, eccetera. Forse qualcuno ha visto delle immagini e si è reso conto. Noi, prima ancora che ovviamente qualcuno, come giustamente fa, segnalasse attraverso, diciamo, le trasmissioni in voga questo malcostume, aveva già iniziato delle attività di controllo sugli olefici. Purtroppo, come ben può capire, le richieste dal punto di vista della normativa per il rispetto dell'ambiente hanno un costo, e a qualcuno conviene più non pagare questo costo ma inquinare. Però, come ovviamente ne consegue, i danni sono per l'intera collettività. E proprio in questa direzione la Capitaneria di Porto, con delle persone che sono specificamente esperte nel settore, va a effettuare dei controlli in maniera specifica su tutti gli oleifici, per garantire che vengano rispettate queste normative. Per quanto riguarda invece il rispetto delle normative sui rifiuti, purtroppo devo dire che abbiamo dei riscontri negativi sul territorio agrigentino, dove purtroppo il malcostume è quello dello sversamento dei rifiuti in determinate zone del territorio.
E anche lì c'è un'attività da parte nostra molto sensibile che ci vede protagonisti e cerchiamo di far capire a coloro i quali sono i soggetti protagonisti di questo scempio che non è una cosa accettabile per la città, per il decoro della città di Porto Empedocle, comunque su tutto il territorio agrigentino, che gettare i rifiuti in maniera indiscriminata non fa il bene di nessuno. Quindi stiamo parlando di una formazione di vere e proprie piccole discariche all'interno delle aree portuali o comunque vicino alle spiagge o nella zona della costa? Purtroppo sì, e questo diciamo, non fa ovviamente diciamo, il bene del porto, perché ovviamente l'immagine del porto, così come anche delle zone immediatamente prospicienti, è qualcosa che dobbiamo debellare. Lo stiamo facendo in maniera radicale con una serie di iniziative. A breve ci potrebbero essere risultati interessanti di cui qui non posso ancora diciamo, parlare per ovvi motivi, però è importante. Una delle attività che mi preme sottolineare, che stiamo diciamo, fortemente portando avanti, è quello dell'insediamento presso le scuole attraverso dei nuclei specializzati di nostri militari che vanno presso le scuole a formare e informare i ragazzi sull'importanza della difesa del territorio dall'inquinamento, del perché è necessario diciamo, rispettare sia il mare così come anche il territorio, e spieghiamo anche quelle che sono le attività che noi svolgiamo nei vari settori, e questo lo reputo un aspetto fondamentale, perché dall'esperienza vissuta i ragazzi soprattutto delle scuole elementari o medie sono delle spugne che riescono a prendere le informazioni, e molto spesso prendono le informazioni giuste, perché solo con la cultura dell'anti-inquinamento, della repressione tra virgolette di reati quali possono essere quello dei rifiuti, sversamento dei rifiuti eccetera, e capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, si può avere un futuro, reputo, migliore. Comandante, abbiamo parlato di ambiente e di conseguenza non possiamo anche parlare di un altro problema che oltre che quello dell'inquinamento, che è il dissesto idrogeologico. Una parte consistente del nostro territorio è vittima del dissesto idrogeologico. Abbiamo tratti di costa corrosi, per esempio basterebbe parlare della zona di Cattolica Ereclea, di Marina, oppure abbiamo proprio vere falesie che crollano, e su questo discorso ovviamente si entra in qualcosa di complicato, perché da un lato bisogna avere la sicurezza sulle nostre coste, però abbiamo anche dei tratti costieri in cui si rischia di precipitare nella più pessima demagogia se si pensa di una sicurezza al 100%. Perché se parliamo noi della Scala dei Turchi abbiamo avuto un crollo consistente, però bisogna anche comprendere che la verità è quella che in una collina di Marna la sicurezza che un masso non si stacchi purtroppo non l'avremo mai, e quindi bisogna stare attenti a non urlare al lupo per qualunque cosa. Questo non è una cosa ovviamente dico alla Capitaneria, ma questo è un discorso che faccio in generale io, perché il rischio è di fare un danno d'immagine a un territorio magari dove i pericoli sono altri. Allora, sotto questo versante, negli anni passati, lei magari non è di qua, non lo sa, ma nella zona tra Caporossello e la Scala dei Turchi abbiamo avuto dei crolli di grande pericolosità. Vedo che quei tratti di costa sono stati interdetti alla balneazione e anche alla gente che voglia pigliarsi il sole sulle spiagge. Un po' meno consistenti sono stati invece quelli che hanno riguardato la Scala dei Turchi, però l'ultimo è stato quello di un anno fa, un po' consistente, e adesso c'è un'operazione di messa in sicurezza, e fra l'altro è stata una drammatica stagione turistica per la città di Realmonte e per tutti gli operatori, perché gli operatori che hanno i loro B&B, i loro hotel nella zona, perché diciamo è stata resa veramente difficile la fruizione di questo importante patrimonio ambientale e paesaggistico che è la Scala dei Turchi. Allora, sotto questo punto di vista, quali sono le ultime novità per la tutela di questo luogo? Allora, per quanto riguarda in generale l'erosione, ovviamente è un fenomeno tra virgolette inarrestabile, qualcosa che è difficile da prevenire. Più che altro possiamo, attraverso delle attività
di studio da chi poi sono in effetti i soggetti deputati possono essere svolti in maniera accurata. Dico questo perché determinati fenomeni, quindi i famosi crolli di alcune abitazioni alla foce di alcuni fiumi o quant'altro che si è visto in questo periodo, nella zona di delle grandi piogge che si sono state, diciamo le alluvioni eccetera, ovviamente hanno interessato determinate tratte della costa. Questo perché? Perché comunque probabilmente c'è bisogno di studi forse più accurati con interventi mirati, interventi che ovviamente devono in qualche modo far ritornare indietro su delle decisioni che al tempo erano state prese posizionando determinati siti, abitazioni eccetera eccetera in determinate zone, quando poi la natura chiede, come viene detto, il conto, perché il tempo è cambiato, ci sono state delle mutazioni che hanno portato quell'area a non essere più sicura, quindi prima che avvenga qualcosa di irreparabile c'è bisogno di agire. Per quanto riguarda la Scala dei Turchi è sicuramente un patrimonio di tutti, patrimonio che ci auguriamo che diventa patrimonio dell'UNESCO. La difesa di questo bene, la difesa passa attraverso delle iniziative congiunte da parte in questo caso del Comune di Rialmonti assieme alle sovrintendenze di mettere in sicurezza quelle che sono le aree che sono già state individuate, che sono maggiormente sensibili ai fenomeni di erosione, e soprattutto far sì che coloro i quali devono fruire di queste zone lo fruiscono nel miglior modo possibile, in sicurezza. Però diciamo, i progetti che sono in essere sono dei progetti che dovrebbero garantire per quanto possibile la sicurezza di coloro i quali vogliono fruire della Scala dei Turchi. Quindi c'è un qualcosa che riguarda il contenimento del fronte, qualcosa che riguarda sicuramente una progettualità sul passaggio che deve essere, secondo il mio parere, un passaggio più sicuro possibile. Noi siamo vicini al Comune, ovviamente per quanto riguarda queste situazioni, nel momento in cui vengono posti alla luce ed emergono delle situazioni di pericolo, noi immediatamente invitiamo i comuni costieri a mettere in sicurezza le aree, a fare delle ordinanze di interdizione e poi facciamo ovviamente le attività di controllo, di verifica assieme ai comuni che quelle aree vengano effettivamente poi sottoposte a interdizione e la gente ovviamente non corra poi il pericolo. Ovviamente è un danno perché quando avvengono questi fenomeni un bene che prima era fruibile per tutti non lo è nelle medesime condizioni. Si cerca ovviamente però di essere sempre pronti a rispondere a quelle sono le esigenze del territorio. Comandante, abbiamo parlato di dissesto idrogeologico, abbiamo parlato di inquinamento, resta da parlare del controllo della qualità dei prodotti ittici, del controllo, diciamo così, di polizia marittima. Anche su questo fronte la Capitaneria come si è mossa? Allora, la Capitaneria di Porto ha uno dei compiti fondamentali che è il controllo della filiera della pesca. Il controllo della filiera della pesca è una delle attività secondo me più meritorie che noi svolgiamo, perché la svolgiamo con degli ispettori specializzati, i cosiddetti ispettori della pesca, che vengono formati presso i centri di formazione e sono in grado ovviamente di dare dei risultati in merito a quelli che sono tutti i vari passaggi. Le attività sono molteplici, che riguardano dal ristorante, quindi al controllo del ristorante, a quello il quale ovviamente deve poi preparare un determinato cibo, ai mercati ittici, alle pescherie, così come va anche lo stesso grossista. E tutto questo serve perché? Serve perché abbiamo la necessità di verificare la tracciabilità del prodotto, affinché coloro i quali sono gli utilizzatori finali, cioè il consumatore, abbia sulla tavola qualcosa di sicuro dal punto di vista della salute. E non solo, c'è il discorso della etichettatura che talvolta è carente quando noi andiamo presso
verso le pescherie, notiamo che non c'è questo importante aspetto che viene meno, e tutto questo comporta una serie di attività che ci consentono poi di effettuare una serie di sequestri, soprattutto in determinati contesti che non sono così rispettosi delle regole. Noi lavoriamo sotto l'egida del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, che ci supporta anche dal punto di vista finanziario per l'esecuzione dei controlli. I nostri mezzi sono adeguatamente forniti di tutte le attrezzature grazie appunto al collegamento diretto tra il nostro Comando Generale e il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, che dà la possibilità di effettuare una serie svariata di missioni di controllo dei pescherecci. Gli stessi pescherecci, per poter avere anche loro degli aiuti economici, devono sottostare a dei requisiti, tra cui quello della Blue Box. Attraverso la Blue Box è possibile monitorare. La Blue Box è una scatola che consente di poter identificare il peschereccio in una determinata area e vedere appunto se rispetta quelli che sono i limiti della costa, perché molte diciamo, delle attività che vengono svolte dai pescherecci devono essere svolte a una distanza dalla costa, sempre per poter rispettare quelli che sono diciamo, i limiti di pesca in determinate aree. Comandante, a proposito, il Mediterraneo, a proposito di pesca, il Mediterraneo è una grande riserva anche di pesce, ma è una riserva che ultimamente, negli ultimi decenni, è diminuita di parecchio. Vi sono ancora delle politiche per preservare le specie ittiche e in particolare il biologico ancora oggi funziona, il riposo biologico, oppure ci sono nuove forme di politiche? Allora, confermo che il biologico è tuttora una normativa che funziona, che consente attraverso degli adeguati finanziamenti a coloro i quali vogliono rispettare il fermo biologico, è una normativa che funziona. C'è da dire che da questo punto di vista c'è una difficoltà, perché come ben può capire, se si continua a pescare in maniera indiscriminata in determinate zone senza rispettare quelli che sono i tempi della vita biologica dei pesci, questo porterà alla definitiva scomparsa di intere specie. Quindi è questo che noi dobbiamo cercare. Anche lì c'è un'attività di educazione del ceto armateriale, del ceto peschereccio, per far capire loro dell'importanza. Ci sono delle politiche dal punto di vista del Ministero delle Risorse Agricole, vanno verso questo obiettivo attraverso le associazioni e i continui contatti con le associazioni di pesca. Noi cerchiamo anche qui a Porto Empedocle, stiamo cercando di ottenere che cosa? Di ottenere qualcosa che prima non c'era, cioè di associare i pescatori che operano qui per avere una voce unica con cui dialogare e capire quali che sono le loro esigenze, e cercare anche, diciamo, di fare una formazione per i pescatori, per dare la possibilità a loro di poter pescare con serenità, e anche a noi, diciamo, di avere un numero quanto più inferiore possibile di pescatori, tra virgolette, non regolari. Lei a Porto Empedocle come si trova? Una bella domanda, mi trovo benissimo, devo dire la verità, sono felice di stare qui, è un'esperienza che mi sta già gratificando dal punto di vista professionale. Come può ben capire, il momento del comando è un momento importante. Sono felice di stare qui anche perché sono supportato dalla mia famiglia che mi ha seguito, quindi posso godere insieme a loro delle tante bellezze naturali che questo territorio offre, e spero, diciamo, di ottenere attraverso, diciamo, questo periodo delle gratificazioni non solo professionali ma anche personali. Tra l'altro lei arriva, come avevamo detto all'inizio della trasmissione, in un momento particolare, perché c'è questo trapasso di funzioni dalla capitaneria all'autorità portuale per quanto riguarda l'aspetto economico, l'aspetto anche demaniale, e per quanto invece poi riguarda un sogno suo specifico che spera di realizzare in questi anni a Porto Empedocle. Ma io spererei di vedere le grandi navi da crociere qui a Porto Empedocle e di vedere questo flusso di turisti felici che si recano verso la Scala dei Turchi o la Valle dei Templi
con una bellissima stazione marittima che li accoglie. Sulla stazione marittima ci sono dei progetti? Sì, anche qui c'è una progettualità con l'autorità di sistema, è giusto che ci sia una stazione marittima che accolga non solo i croceristi ma anche i passeggeri che partono da qui per recarsi nella bellissima isola di Lampedusa, meta come è noto di tantissimi turisti, quindi mi aspetterei di andare via vedendo questa scena, mi farebbe veramente piacere. Quindi la speranza del nostro comandante è una bella torre di Carlo V museo e con una stazione marittima vicina, in modo da far trovare possibilmente un porto pulito, efficiente e di rilanciare un po' l'economia del territorio. Bene, con queste parole concludiamo la nostra trasmissione e salutiamo il comandante Gennaro Fusco, che ha avuto la pazienza e la generosità di essere disponibile per la nostra trasmissione, e salutiamo anche i nostri telespettatori. Una buona serata a tutti. Buona serata.